con la voce di Dorelli, di Ariano, e neanche di Fontana, di Cigliano, Celentano. Eppure ho tanta voglia di cantare a perdifiato, da quando di te sono tanto innamorato. Canto anche se sono stonato, perché sono letteralmente impazzito per te. Senti, canto così sottovoce, perché la mia voce in genere non piace. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché, cara, temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce da rock. Mi faccio 6 uova alla coque, è come una Belvedere ring. Ti sforno quintali di swing, sperando di darti lo shock, che forse è proprio così scema mi dirai di sì. Pronto, parli di Cassù, Centralone Rai TV. Pronto, come dice? Vuol parlare con la bice? È occupata, fa tutù come tutta la TV. Pronto, come dice? Chiama da matrice. Pure lei vuole la bice? Pronto? Sto parlando come in turno, se lei crede, aspetti il turno. Pronto? Chiama da Ortisei? Vuole bice pure lei? Pronto? Ho il telefono occupato. Come dice? È un deputato? In tal caso, signor sì. Prego, pronto, parli qui. Pronto, Centralone della Rai Televisione. Vuol sapere come mai non si spara o baldolai? Vuol sapere fino a quando durerà Ruggero Orlando? Vuol sapere se ne ha svista che Mariano fa regista? Pronto? No, per i trettoni chiami uffici sberleffoni. Dai, non si dispiaccia, proprio ufficio pesci in faccia. Pronto? 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 Basta, mo! L'uomo ti fa lavare i piatti? E noi donne li laviamo volentieri, da quando l'uomo ha creato sole piatti. E voi lavate ancora i piatti come fossero camicie, con il detersivo da bucato? Ma è assurdo! Oggi c'è Sole Piatti, il liquido creato apposta per sciogliere il grasso dei cibi. Sole Piatti liquido. Più igiene e niente odori. Soldi, tanti soldi, lodati siano i soldi, i beni amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Soldi, ovvero barbabraschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Pronto? Mamma, sei te? E se è tardi perché mi telefoni? Ah, ti dovevo chiamare io? No, che non mi sono ricordata, mi stavo a riposare. No, Giovanni non è ancora tornato. Beh, che te devo dire, di solito quando che sono le 8 sto a casa. Perché che ore so? È mezzanotte. Ah, vedi. Perché? Mezzanotte quanto fa? Le 24. E le 8? Le 20. 1, 2, 3, 4. 4 ore di ritardo. Che devo, star bene? Vorrei che fosse amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché
è soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che tu senti e che ti fa pensare a me. Vorrei sentirti dire che m'ami da morire, perché è soltanto questo che desidero da te. Se c'è